Buongiorno a tutti, buona domenica. Eccoci a iniziare questo nostro incontro di preghiera. Il riferimento è all'11 febbraio, anniversario dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Lourdes, a Santa Bernadette, ricorrenza in cui siamo invitati a celebrare la giornata dell'ammalato. Come diocesi approfittiamo della festa, in questo caso della domenica oggi, per celebrare insieme questo momento. Solitamente ci si ritrovava insieme con gli ammalati, a cui si offriva l'opportunità di celebrare anche, di ricevere il sacramento dell'unzione. La situazione che tutti conosciamo ci impedisce di vivere appieno, però non ci impedisce di celebrare insieme il Santo Rosario, celebrare l'Eucaristia e attraverso anche Tenda TV, che ringraziamo, diamo la possibilità a tanti nostri amici, confratelli ammalati di partecipare, perché il nostro oggi celebrare insieme e pregare insieme vuole ricordare e affidare alla protezione di Maria e al Signore tanti nostri fratelli che sono nella sofferenza e nel dolore. Vogliamo unirci nella preghiera del Santo Rosario. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
Beata Vergine di Lourdes, San Giuseppe, Santa Bernadette. Nel primo mistero della gloria ricordiamo la risurrezione. So che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, San Giuseppe, Santa Bernadette. Nel secondo mistero di gloria ricordiamo l'Ascensione. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo
e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Debitori e non ci alla tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Nostra Signora di Lourdes, San Giuseppe, Santa Bernadetta. Nel terzo mistero di gloria ricordiamo la Pentecoste. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
non abbandonarci alla tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, San Giuseppe, Santa Bernadette. Nel quarto mistero di gloria ricordiamo l'Assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, San Giuseppe, Santa Bernadette. Nel quinto mistero di gloria ricordiamo Maria incoronata, Regina degli angeli e dei santi. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Beata Vergine di Lourdes, San Giuseppe, Santa Bernadetta. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vi saluto tutti cari fratelli, Roberto, responsabile pastorale della salute della diocesi, Don Walter, assistente dell'Unitalsi, Don Adriano, Don Brunone, storici, assistenti e presenti all'Unitalsi, Diacono Giovanni. Ringrazio Don Celestino che ci ha ospitato per questa Santa Messa nella giornata del malato, sarebbe l'11 febbraio, l'abbiamo spostata ad oggi. Vi ringrazio anche voi tutti, cari fratelli e sorelle dell'Unitalsi e altri fedeli che siete qui, più numerosi di quanto avessi pensato. Quando si è trattato di dire facciamo o non facciamo, abbiamo detto facciamo, pochi o tanti facciamo, come segno per tutti. La Santa Messa è trasmessa in diretta dalla Tenda TV, che ringrazio, e quindi anche molti altri seguiranno questa celebrazione. Ringrazio in modo particolare la Tenda TV e gli operatori che fanno questo servizio. Saluto anche gli ammalati che ci sono e attraverso di loro tutti gli ammalati della nostra diocesi, sia quelli che si mettono in contatto con noi attraverso le onde della Tenda TV, sia tutti gli altri. Iniziamo la Santa Messa in questa domenica sesta del tempo ordinario, in cui le letture parleranno proprio, metteranno a fuoco il rapporto tra la malattia e la nostra fede, la malattia e il Signore. Prepariamoci a vivere bene questa Messa, anzitutto chiedendo con umiltà e fiducia il perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, rivelando il valore misterioso della sofferenza. Benedici i nostri fratelli infermi, perché tra le angustie e i dolori non si sentano soli, ma uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, godano della consolazione promessa agli afflitti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Levitico. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso, colpito da piaghe, porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore, andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. È parola di Dio. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. La lode al Signore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Da lode al Signore, anima mia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Da lode al Signore, anima mia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivi di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Parola di Dio. Alleluia.
grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Al Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Credo che a nessuno sia sfuggita una somiglianza tra la prima lettura e quello che stiamo vivendo oggi. La situazione di distanziamento, di isolamento, di quarantena che la pandemia ci obbliga a vivere. Abbiamo sentito nella prima lettura che questo veniva già attuato secoli e secoli fa. Il lebbroso, velato fino al labbro superiore con la mascherina, andrà gridando: impuro, impuro, sarà impuro finché durerà in lui il male, e impuro se ne starà da solo, abiterà fuori dell'accampamento. Guarda un po', facevano le stesse cose che facciamo noi. Per certi aspetti sì, per certi altri no. Per certi altri no. Per noi il distanziamento e la quarantena sono soltanto delle norme igieniche. Per gli antichi ebrei, e probabilmente anche per gli altri popoli, era soprattutto un atto religioso. La lebbra, la pestilenza era un castigo di Dio, direttamente. Impuro, impuro, dovevano gridare quando incontravano altre persone. Sarebbe come che uno dicesse, invece di dire sono risultato positivo, con questa parola è veramente paradossale, che positivo è una cosa positiva e invece indica una cosa negativa. Invece di dire sono positivo, oppure più concretamente, più esattamente sono contagiato, dicesse a tutti sono un peccatore, sono un peccatore. Uno direbbe quello gli è dato di volta il cervello, oggi ragioneremo così. Eppure per gli ebrei era proprio così. Per gli ebrei era proprio così. La
lebbra, la pestilenza era sentita direttamente come un'azione di Dio, un castigo di Dio, quindi era impuro, era peccatore, era maledetto, escluso. Ed era talmente forte questa esclusione, talmente pesante, che quel lebbroso non domanda: se vuoi puoi guarirmi, se vuoi puoi purificarmi, puoi purificarmi. E Gesù prova compassione, è detto, prova compassione della disgrazia che quell'uomo vive, ma più ancora Gesù prova compassione, secondo me, e penso di non essere nell'errore, prova compassione perché alla disgrazia fisica si aggiunge la disgrazia spirituale. Non solo sei un lebbroso, ma sei un maledetto da Dio, lontano da Dio, separato da Dio. E lo tocca, stese la mano e lo toccò. E qualcuno dice: ecco, vedi, Gesù era un negazionista, come tanti oggi sono negazionista. Alcuni sono negazionisti, dicono tutte storie, sto contagio, tutte favole, tutte balle. No, no. Gesù non va contro una norma igienica, tra l'altro la lebbra non è neanche molto contagiosa rispetto al virus del Covid, non è molto contagiosa la lebbra. No, Gesù non va contro una norma igienica, quanto va contro una norma religiosa, spirituale, quella di non toccare un lebbroso, un impuro, perché non gridavano lebbroso, lebbroso, impuro, impuro. Chi toccava un lebbroso rimaneva lui stesso impuro, non poteva più accostarsi a Dio. Gesù lo tocca, va contro questa norma, quasi a dire: non va bene questa separazione spirituale, questa maledizione che viene appioppata al lebbroso, al malato. È già provato dalla sua disgrazia, non è giusto appioppargli, aggiungergli, sovraccaricargli anche questa maledizione. Va tolta questa maledizione, e proprio per toglierla gliela toglie e lo guarisce. Il Vangelo ugualmente dice: fu purificato, e subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. Non dice guarito, fu purificato. Appare chiaro il primo messaggio: Gesù è venuto per togliere ogni separazione dell'uomo nei confronti di Dio. Domenica scorsa, ricordate, Gesù aveva operato tanti miracoli a Cafarno, aveva guarito tutti quelli che le avevano portato, tutta la città si era radunata e le avevano portato tutti gli ammalati, guarì molti ammalati, liberò molti. Io stessi poi andrò a pregare tutta la notte, e il mattino Pietro, vi ricordate, dice: tutti ti cercano. E Gesù dice: andiamocene via. Come andiamocene via? Tutti ti cercano, hai avuto un grande successo, ma sei matto, fermati, no? Andiamocene via negli altri villaggi a predicare la parola, per questo sono venuto. Gesù è venuto per annunciare la vicinanza di Dio, per superare la distanza tra l'uomo e Dio, ogni separazione. E per questo ammonisce severamente quell'uomo del lebbroso. Uno dice: invece di fargli festa, di andare a bere un'ombra perché era guarito, lo caccia via ammonendolo severamente: guai a te se parli a qualcuno di sta roba. Perché? Perché Gesù non vuole essere catalogato e imprigionato nella figura del guaritore. Gesù non è venuto semplicemente a far star meglio la gente. Certo, ne ha fatti anche star meglio, ma come segno di quella guarigione
interiore che è il superamento della separazione, della lontananza da Dio, di ogni lontananza, quella che deriva dal nostro peccato, ma anche quella che può derivare dai modi di pensare e di comportarsi della gente, della cultura, possiamo dire. E oggi la cultura separa l'uomo da Dio. Non è più la religione che separa l'uomo da Dio, oggi è la cultura. Provate a pensare, i nostri giovani, da che cosa sono, che cosa li separa da Gesù, quel Gesù che hanno incontrato nella prima comunione della Cresima e che poi abbandonano? Che cosa li separa? Il prete? Le suore? I catechisti? No, la cultura, la nostra cultura. Quindi Gesù è venuto per superare ogni lontananza, ogni separazione dell'uomo da Dio, quella del peccato, che purtroppo è una delle cose che ci allontanano da Dio, ma anche quella della nostra cultura, predicando che Dio è vicino, che bisogna realmente credere in Lui. Per questo sono venuto, viene a far superare questa lontananza dell'uomo rispetto a Dio, certo per i malati, ma per tutti. Per questo sono venuto, e vuole rimettere in comunione l'uomo con Dio e con gli altri uomini. E questo è un primo messaggio molto importante, specialmente alla soglia della Quaresima. Mercoledì comincia la Quaresima, un tempo propizio per la nostra conversione. Cosa vuol dire conversione? Superare tutti i motivi che ci separano da Dio, che ci allontanano, che ci distaccano da Dio. Può esserci qualcuno che si è proprio allontanato e è andato a campi, può essere qualcuno che invece si è allontanato di poco, ma tutti abbiamo bisogno di ritornare a Dio. Ecco allora il primo messaggio. Gesù è venuto a superare, a togliere quella lontananza che c'è tra l'uomo e Dio. Strettamente collegato però a questo primo messaggio, e per così dire come approfondimento di questo primo messaggio, ce n'è anche un secondo. Gesù, toccando, come abbiamo visto, quel lebbroso, dichiarandolo purificato, cioè in comunione con Dio, fa capire che quella particolare condizione umana che è la malattia, che colpisce un po' tutti. Ecco, ci sono anche di quelli che hanno la fortuna di rimanere sani, di non avere malattie gravi, ma diventando anziani, già l'anzianità è una malattia, dicevano gli antichi romani, senectus ipsa morbus. Gesù, toccando quel lebbroso, fa capire che quella particolare situazione umana, quell'esperienza cruciale della vita dell'uomo che è la malattia, che è l'esperienza della malattia fisica o psicologica, non deve essere vista come una condizione di separazione da Dio e neppure come una separazione dagli altri uomini. Purtroppo spesso viene sentita proprio così, purtroppo. Perché Dio mi ha abbandonato? È la prima reazione che tanti uomini e donne credenti hanno quando sono colpiti da una malattia, magari una brutta malattia. Perché Dio mi ha abbandonato? Ma è la reazione che troviamo nei Salmi. Dio ha cambiato il suo volto verso di me, questo è il mio tormento, dice un salmo, ma ce ne sono parecchi che dicono così. L'esperienza della malattia fa nascere prima di tutto un dubbio verso il Creatore. Mi ha tradito, sono sempre andato in chiesa, sono stato onesto, ho pregato, sono andato anche a Lourdes a fare il barelliere, guarda cosa mi capita. Dio mi ha abbandonato. È una sensazione quasi inevitabile, non solo per i laici ma anche per i preti, devo dire, per i vescovi anche. Ecco, quindi
E purtroppo spesso viene sentita proprio così la malattia, uno stato di distanza. Dio si è allontanato, mi ha abbandonato, ma spesso viene sentita anche come un abbandono da parte degli altri. Ci sono dei salmi, sarebbe interessante leggerli, salmi di malati che dicono anche i miei amici che mi hanno abbandonato vengono e poi mormorano dandosene via, Dio l'ha abbandonato, è perduto. Ed è un'esperienza esistenziale molto dura, molto dura. Bene, Gesù ci dice no, la malattia non è il luogo dell'abbandono di Dio e non deve essere il luogo dell'abbandono degli altri fratelli, deve essere vista e vissuta come il luogo e l'occasione, per qualcuno magari che è un po' più raffinato, il kairos, si dice in termini più precisi, il luogo, il momento dove sentirci ancor di più amati da Dio, dove sentire ancor di più la vicinanza di Dio, del Dio annunciato da Gesù, non di un assoluto senza volto, del Dio annunciato da Gesù, che è venuto a condividere la nostra situazione umana, come abbiamo pregato nella colletta. Dio, il cui unico figlio ha preso su di sé la povertà e la debolezza di tutti gli uomini, proprio per questo, per mostrare e attuare che Dio è vicino, e ti è vicino proprio nei momenti più difficili, più deboli, più tragici della tua vita, perché è un Dio fedele, perché è un Dio fedele. Cristo ha preso su di sé le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Abbiamo letto domenica scorsa nel versetto al Vangelo, un versetto stupendo, meraviglioso. Ma anche la vicinanza degli uomini deve essere sentita in quel momento cruciale, proprio un incrocio, proprio è crocifiggente che è la malattia. Anche la vicinanza degli altri uomini, specialmente di quelli che sono discepoli di Gesù. In altre parole, la malattia non è il luogo della maledizione di Dio, in cui tu devi sentire che Dio ti ha abbandonato, ma il luogo in cui tu puoi. A volte la malattia è anche il luogo dell'abbandono della fede, ma spesso, come sappiamo bene, quelli che vengono da Lourdes, è anche il luogo del ritrovamento della fede in Dio e del ritrovamento della fiducia nelle altre persone, grazie proprio alla testimonianza, alla vicinanza che persone concrete rendono a quella persona ammalata. Quindi dico, anche la vicinanza degli altri uomini può essere sentita nel momento della malattia, specialmente quelli che si dicono discepoli di Gesù. Certo, Gesù ha guarito anche fisicamente quel lebbroso. Questo difficilmente potremmo farlo noi. D'altra parte sono convinto che quando saremo davanti a Dio non ci domanderà quanti lebbrosi hai guarito, quanti tumori hai risolto, quanti diabete hai fatto sparire. No, non ci domanderà questo. Ci domanderà invece a quanti tu sei stato capace di farti vicino, testimoniando con la tua vita e con la tua parola che Dio è vicino a loro. D'altra parte, cosa ha detto Gesù ai discepoli quando li ha mandati a due in missione? Curate i malati, annunciando a loro che il regno di Dio è vicino. Non ha detto fateli risuscitare e guarire tutti. Qualcuno li hanno anche guariti con la potenza che Gesù ha dato, annunciando che il regno di Dio è vicino. E cos'è il regno di Dio? L'amore del Padre, l'amore del Padre. Quindi noi, ecco, non potremo guarire tutti i tumori, i lebbrosi, non ci ha domandato questo. E tuttavia possiamo realmente annunciare la vicinanza e l'amore fedele di Dio ai nostri fratelli infermi, con la nostra presenza discreta, rispettosa, solidale,
ma anche, perché no, anche con la parola. Una parola semplice. Guarda che Dio è un Padre fedele, continua a volerti bene nonostante tutto. Abbi fiducia in Lui, riponi in Lui ogni speranza. Possiamo, in modi molto semplici, con parole queste o simili, annunciare il regno di Dio, l'amore di Dio. Curate i malati e dite loro il regno di Dio è vicino. Spesso noi non siamo capaci di pronunciare queste parole. È un'arte, l'arte della fede, l'arte dell'amore cristiano che dobbiamo progressivamente imparare e che penso molti di voi sanno già e fanno, grazie al cielo. E attraverso l'annuncio di questa testimonianza viene anche una guarigione, certo, una guarigione interiore e se Dio vuole anche una guarigione esteriore. A volte proprio il ritrovare motivi di fiducia e di speranza porta anche a riprendersi. In ogni caso aiuta a vivere con serenità e con speranza anche il momento di malattia che magari non ha soluzione. Annunciate agli infermi, il regno di Dio è vicino, dice Gesù. È questo che Gesù ha detto agli apostoli ed è questo che possiamo fare anche noi attraverso la nostra parola e la nostra vicinanza amorosa e solidale a chi è infermo. Sull'esempio di Gesù, il quale non ha rifiutato l'identità tra Dio e la malattia e tuttavia non ha detto come oggi pensiamo, Dio non c'entra niente con la malattia. No, Dio non ti manda la malattia. Dio non agisce miracolisticamente e se no non è buono per farti guarire. A volte può anche farlo, ma non è detto che sia sempre. In ogni caso Dio è vicino. Dio è lì, accanto a te, per sostenerti, per consolarti, per darti la speranza della vita eterna. Ecco, credo che sia molto importante questo messaggio che riceviamo oggi, giornata del malato, dalle letture che la domenica liturgica ci pone. Ed è un insegnamento molto importante, specialmente per voi, cari fratelli e sorelle dell'Unitalsi e tutti quelli che in tanti altri modi fate un servizio vicino ai malati. Questa consapevolezza che Dio è vicino, che Dio non si allontana e in particolare che questa vicinanza va annunciata ai fratelli e sorelle infermi. Credo che sia proprio il modo con cui ci è domandato oggi e a voi è domandato oggi di annunciare il Vangelo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato, la stessa sostanza del Padre. Cielo, siede alla destra del Padre,
Fratelli e sorelle carissimi, lo sguardo materno di Maria ci accompagna nell'innalzare la nostra preghiera al Padre che sempre ci ama. A Lui rivolgiamo con fiducia le nostre richieste. Preghiamo insieme dicendo: per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. Per intercessione di Maria, ascoltaci. O Padre, ti affidiamo la vita e il ministero di Papa Francesco. Sia maestro nella carità operosa, aiutandoci a vedere le necessità e le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle, specialmente dei più poveri. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. O Padre, ti affidiamo la vita delle nostre comunità parrocchiali e della Chiesa tutta. Sostieni i nostri tentativi di camminare insieme con stile unitario e donaci di avvertirne il gusto e la bellezza. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. O Padre, ti affidiamo tutti gli ammalati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Possano sperimentare che ogni loro momento, anche il più difficile, non è mai vissuto nella solitudine, ma inserito nella redenzione dal male e dal peccato vissuta da Cristo. Preghiamo. Per intercessione di Maria, ascoltaci. O Padre, ti affidiamo la nostra Unitalsi e quanti sono dediti alla cura dei malati. Si prendano cura dei loro fratelli sofferenti ogni giorno ed in ogni circostanza, riconoscendo in loro la presenza amorevole di Cristo che per noi ha donato la vita. Preghiamo. Per intercessione di Maria. O Padre, ti affidiamo le case in cui è presente un malato. Siano sempre chiese domestiche in cui la disabilità, la vecchiaia o la malattia sono vissute secondo lo spirito di consolazione donato da Cristo. Preghiamo. O Padre, ti affidiamo la vita del nostro pianeta. Rendici capaci di custodia e responsabilità verso il creato che ci ospita e ci sostenta nell'attesa di giungere alla tua casa. Preghiamo. O Padre, accogli la preghiera che noi, tuoi figli, ti abbiamo affidato mediante l'intercessione di Maria, nostra Madre, e esaudiscila per Cristo nostro Signore. Il tuo
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture, spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo corpo. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli, ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati, gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora preghiamo insieme cantando la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così
così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come che noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Attraverso lo sguardo scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno. È il momento dell'incontro con Gesù nell'Eucaristia. Vogliamo rendere partecipi anche tutti coloro che ci seguono attraverso Tenda TV di questo momento di profonda intimità con Dio. Propongo allora la preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati
in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Per accostarsi alla comunione usiamo il corridoio centrale, dove 2 sacerdoti distribuiscono, mentre poi ritorniamo per le navate laterali. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore,
Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita, per Cristo nostro Signore. A pagina 11 del sussidio che avete in mano, recitiamo insieme la preghiera per la giornata dell'ammalato di quest'anno, sentendoci in comunione con tutti quelli che quest'anno l'hanno recitata e sono nel mondo tanti. Ecco, ci uniamo, sentiamo che facciamo parte di questa rete spirituale che si sente in comunione con il Signore, con la sua cura, la sua vicinanza verso gli ammalati, quel suo stile di vicinanza che è la comunione, la solidarietà, il dono della speranza. Insieme. Padre Santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l'umanità. Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell'amore vicendevole e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito. Gesù, Figlio amato, vero uomo e vero Dio, tu sei il nostro unico Maestro. Insegnaci a camminare nella speranza, donaci anche nella malattia di imparare da te ad accogliere le fragilità della vita. Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze. Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza, benevolenza. Dona sollievo all'umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia. Cura con il tuo amore le relazioni ferite. Donaci il perdono reciproco. Converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi. E la benedizione del Signore con cui concludiamo questa celebrazione ci accompagni a vivere quanto qui abbiamo celebrato e compreso e ci sostenga e sostenga anche tutti coloro che si sono uniti a noi spiritualmente e anche attraverso le frequenze della Tenda TV. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dio Onnipotente allontani da noi ogni male, vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alle sue parole, perché possiate godere della gioia senza fine. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via del suo Vangelo possiate diventare coeredi dei santi. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.